Mi trovo a Piazza del Plebiscito e mi sto godendo il Palazzo Reale che viene fuori dalle immagini bellissime di Vincenzo Truso. E che cosa vogliamo dire? Guarda la che inquadratura, famosissima questa cosa dei re di Napoli. È come se non è stato dei re di Napoli. I re di Napoli. Chi ha fatto pipì qua a terra? No, dice qui. che No, guarda così. mai? Dice chi ha fatto pipì qua a terra? E l'altro a fianco risponde io non sono stato, inquadriamo. Sì, io non sono effettivamente stato. Chi ha fatto pipì qua a terra? Io non sono stato. Allora, io non sono stato. Poi arriva Gioacchino Murat e dice sono stato io. Ah sì, Gioacchino Murat, dice sono stato io. E l'altro che dice? E alla fine Vittorio Emanuele dice allora taglio. Ti taglio. No, ti prego. Ma io penso che stai dicendo una castroneria. No, perché è sempre stato. per favore. Vedo il professore che si... Lo vedi, dice lo taglio io. Professore, No, rispondete uno. Mettete un attimo una parola. Come ha detto Gioacchino Murat, sono stati io. Ma che stiamo scherzando? Ma questa è la storia della città di Napoli. Ma è stato sempre così. Quello è il momento centrale della storia dell'ultimo millennio in questa città. Gioacchino Murat davanti al plotone di esecuzione mette la mano in petto e dice Sovema fas, mire mon care. Salvate la mia faccia, mirate al mio cuore, fuoco, sono stati io. Ma ti pare così? Perché? Pensate non che lo pensi, professore, non lo pensi. Gioacchino Murat, re del decennio francese a Napoli, perché era insomma marito di Carolina Bonaparte, la sorella di Napoleone, insomma naturalmente lui era figlio tra le altre cose di albergatori, diventa re di Napoli o Murzedelle Saporite del regno di Napoli. Pensate, lui fu catturato a Pizzo Calabro 1815 e fu ammazzato in esecuzione di una legge sull'alto tradimento che lui stesso aveva introdotto. Da lì nasce il detto Giacchino mettetta la legge e Giacchino fu in bis. Quindi, ma non morì impiccato. Ma lui non morì impiccato, morì fucilato e davanti al plotone di esecuzione, dato che era bello assai. Sì. C'è una leggenda che dice che lei non solo era molto bella, ma aveva anche altre doti fisiche. Lui per salvare la sua faccia bellissima dice, pare che dica al plotone di esecuzione, salvate la faccia, mirate al cuore. E l'autore della statua sono stati io. Noi siamo figureni. Lo ritrae nel momento in cui lui dà l'ordine al plotone di esecuzione di sparargli in petto. Sparatemi in pietto, ecco, diciamo, piuttosto che in faccia. Ma come fa? Ma quando ne sa? Professore, invece perché questo fatto invece che si dice che è Giacchino Murat? Si racconta che Carolina Bonaparte nelle sue lettere dice che lui era anche molto sessualmente molto potente. Probabilmente, infatti, l'autore della statua lì a Piazza Plebiscito è stato suggestionato. Salamandra, che inquadrature fai? Attributi, è l'unico degli 8 re della facciata di Palazzo Reale. Voi state parlando di questo? Sì. Ha degli attributi sinceramente imbarazzanti e mi fermo qui. Non sapevo questa cosa, ora la capisco perché molte ragazze mi chiamano Murat. Perché? Ma non lo so. Non ho capito perché. Grazie professore, grazie a tenere alto il nostro programma. Sapete nata maniera. Comunque, vedi come